Assessore Torrenti, con una delibera approvata dalla Giunta si è definita la costituzione di nuovi sistemi bibliotecari. Di cosa si tratta? Sì, si tratta dell'applicazione della nuova legge sulle biblioteche e quindi le nuove aggregazioni dei sistemi bibliotecari a cui hanno aderito moltissime biblioteche, oltre 200, grande successo. Eravamo convinti che le biblioteche, che sono delle eccellenze della nostra regione, cogliessero questa opportunità di rimettersi in rete. Lo erano già in gran parte, se ne sono aggiunte altre e quindi abbiamo questa nuova declinazione dei sistemi. In parte vanno a ricalcare quelli esistenti, in parte sono anche innovativi, che potranno avere due risultati importanti. Il primo, quello di continuare a lavorare bene come hanno sempre fatto, con nuovi strumenti anche aggiuntivi di scambio di libri fra loro. L'altro, che è la parte più importante, che è il prestito intersistemico, cioè per cui qualunque utente potrà trovare in qualunque biblioteca, dal paese più piccolo alle biblioteche centrosistema, tutti i libri disponibili in regione, dalle università a quelle specialistiche a quelle degli altri sistemi. Quindi uno può essere a Cercivento piuttosto che a Trieste e trova tutto e dappertutto, e ci sarà un intervento regionale a favore dei comuni per poter pagare questi trasporti di libri, quindi i prestiti. E questo però è una fase ovviamente intermedia, che però costituisce nuovi sistemi, li finanzia per la seconda parte dell'anno, e sono sistemi grandi, importanti, su cui noi speriamo che ci sia ancora le aggregazioni di quei 7-8 comuni che ancora hanno dovuto utilizzare un sistema ponte fino a fine anno prima di aggregarsi. Ecco, quindi siamo molto soddisfatti della reazione dei nostri bibliotecari, d'altro canto ne eravamo certi.